Pomeriggio. Funziona? Si sente? Ecco, perfetto. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla terza conferenza stampa di presentazione della terza edizione del forum Open Dialogues for the Future, organizzato dalla Camera di Commercio Unite con noi di European House Ambrosetti e molti partner a cui poi darò la parola per saluti introduttivi. Siamo in un anno, direi, ricco di avvenimenti geopolitici e geoeconomici che stanno fortemente impattando la società, la politica e l'economia a livello globale e ovviamente poi anche italiano ed europeo, e quest'anno con Federico Rampini, che saluto in collegamento dagli Stati Uniti, abbiamo avuto tanto lavoro da fare per identificare quali tematiche affrontare con più precisione e più profondità, perché di scenari avvenimenti geopolitici e geoeconomici davvero ne abbiamo a non finire, quindi non sapremo da dove partire. Darei la parola al presidente Giovanni Da Pozzo per il saluto di benvenuto, che è anche il promotore di Open Dialogues. Presidente. Buongiorno a tutti, un saluto al dottor Rampini che è collegato. Buongiorno Federico. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio anche a te. Grazie Assessore, non solo per la presenza, ma soprattutto per il supporto che la Regione dà alla Camera di Commercio su questa iniziativa, assieme al Comune, assieme alla Fondazione, assieme all'Università, con la grande regia di European House Ambrosetti. Ma era il 2022, alcuni storici del futuro, non so perché li chiamano storici del futuro, ma oggi ho letto un articolo che mi piaceva, indicano il 2022 come un anno che potrà segnare dei cambiamenti, un'era dei cambiamenti fondamentali rispetto a quelli ai quali eravamo abituati. Nel 22 ritorna la guerra in Europa, abbiamo il ritorno dell'inflazione, abbiamo il cambio del paradigma tra gli Stati Uniti e la Cina, abbiamo il primo presidente del Consiglio Donald Meloni che ha anticipato anche un percorso politico in altri paesi europei di cambiamento. Quindi nel 2022 è iniziato tutta una serie di fatti sia interni che esterni che possono essere ricordati come l'inizio di un'era di cambiamenti. E nel 2022 in Camera di Commercio ci siamo detti, ma sull'esperienza di quella che dal 2013 al 2018 ci aveva portato a realizzare Friuli Future Forum con tutta una serie di partner internazionali, perché la Camera di Commercio non si propone come il soggetto organizzatore Udine di un evento che parli di geopolitica, di geoeconomia, ma quella volta ci siamo pensati poi tutto quello che sarebbe accaduto negli anni successivi. E abbiamo posto al dottor Rampini la nostra suggestione, anche perché il Friuli è il centro dell'Europa, due confini, il mondo dei Balcani, il mondo dell'Europa, forte tradizione verso l'internazionalizzazione, tutta una serie di motivazioni sostanziali legate alla nostra storia e alla nostra economia. Federico ha accettato questo incarico di direttore scientifico con gli amici di Ambrosetti European House e siamo partiti. Oggi presentiamo, caro Assessore, la terza edizione, un'edizione molto importante perché i temi della geopolitica e della geoeconomia stanno subendo degli impatti estremamente complessi da intuire, ma anche sotto un profilo di cambiamento estremamente interessanti, non solo per quella che è stata l'elezione, il cambiamento in Europa, che magari adesso ci sembra un qualcosa già lontano,
ma soprattutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti con la presidenta Trump, dove in 448, in tematiche e tempi sempre molto ben descritti sul Corriere della Sera dal dottor Rampini, ci fanno capire che il cambiamento è estremamente veloce, è estremamente impattante e molte volte anche questa raffigurazione del presidente Trump con una raffigurazione forse troppo superficiale e non approfondita, come invece Rampini molte volte l'affronta all'interno dei suoi articoli, ci fa capire la volontà di un paese che vuole tornare ad essere prepotentemente, in un modo o nell'altro, il paese leader all'interno di quelle che sono le tematiche geopolitiche e geoeconomiche. Ed ecco che noi nel nostro piccolo, no, Filippo, abbiamo realizzato un panel che in parte va a riprendere queste tematiche, quindi con un grosso respiro internazionale a tutto tondo, ma con una caratterizzazione su quelli che legano i temi economici della nostra economia del Friuli Venezia Giulia con quelli che sono i nostri partner, principalmente i partner europei, la Germania e la Francia, dove ci sarà una sessione apposita, ma soprattutto sulle relazioni con gli Stati Uniti, partner importantissimo non solo per l'Italia, ma un partner importantissimo praticamente su tutto il globo, dove oltretutto la regione sta affrontando un percorso per attrarre degli investimenti estremamente impegnativo, estremamente significativo, con delle relazioni che si sono consolidate nell'arco degli ultimi 2 o 3 anni in modo molto, molto forte. Ecco quindi che il Friuli Venezia Giulia vuole essere non solo crocevia d'Europa, che poi è il titolo del terzo panel, non vuole essere solamente assieme all'Italia, alla Francia e alla Germania il paese locomotore d'Europa con delle prospettive legate chiaramente a quelle che saranno le decisioni politiche americane in parte, ma in parte anche dovrà dimostrare di avere una sua consapevolezza e autorevolezza, soprattutto in ambito politico, di essere un interlocutore attivo e non un interlocutore passivo, e comprendere quello che soprattutto negli Stati Uniti, quelle che sono le strategie internazionali, le dinamiche di questa superpotenza che sono estremamente significative per un paese che in questo momento ha un fortissimo legame con gli Stati Uniti stesso. Ecco, quindi sono 2 giornate intense, sono 2 giornate, poi Filippo ci racconterà quelli che sono poi tutti gli ospiti che avremo, alcuni direttamente, altri estremamente significativi saranno in collegamento. Sarà una terza edizione che va a rimarcare quello che è stato lo spirito iniziale di quando la Camera di Commercio ha pensato a questo progetto, di far sì che il Friuli Venezia Giulia, e in particolar modo Udine, diventino un riferimento, soprattutto anche oggi nel prossimo futuro, per l'evento principale italiano sui temi della geopolitica e della geoeconomia. Mi auguro che chiaramente ci sia una partecipazione non solo degli imprenditori, che gli amici dei media ci diano quel supporto importantissimo che ci hanno sempre dato e ci daranno anche nel prossimo futuro, e con la speranza che poi queste relazioni che si stanno sempre più consolidando, soprattutto con gli Stati Uniti, ripeto, grazie alle nostre imprese, ma grazie anche alle relazioni istituzionali regionali, possano produrre un'ulteriore conferma che questo paese è importantissimo per non solo il nostro paese, ma soprattutto per la nostra regione. Grazie a tutti e grazie Assessore per averci ospitato in Regione per la conferenza stampa.
per la panoramica su Open Dialogues. In effetti poi quello che vogliamo portare come beneficio al territorio, al tessuto produttivo, è anche degli strumenti che gli operatori economici e non solo poi possono utilizzare per leggere meglio la realtà geopolitica e geoeconomica e operare in contesti crescentemente conflittuali. E prima di dare la parola all'assessore Bini, chiederei ai partner dell'evento, vice sindaco Dino Venanzi, dottor Morandini e professor Caffarelli, di intervenire per portare i propri saluti. Vice sindaco, prego. Molto velocemente, grazie a tutti, un saluto cordiale, saluto Federico Rampini che ci segue online, e ringrazio voi per l'invito. Ma io sono contento di essere qui perché devo dire che il Comune è molto felice di poter essere partner e sostenitore di questa iniziativa, con un'iniziativa insolita. Nel senso insolita rispetto a quello che siamo abituati, come dire, a trattare. Guardo gli amici delle categorie economiche di fronte a me ed è chiaro che i nostri scenari, i nostri orizzonti di ragionamento solitamente si fermano al locale, ma è il nostro lavoro ed è giusto che sia così. Allo stesso tempo, grazie a un'intuizione che la Camera di Commercio, il Presidente da Pozzo, assieme ad altri partner, ha avuto un'intuizione molto importante, perché riesce a proiettare la nostra regione e di conseguenza il nostro territorio, anche la piccola città di Udine, in uno scenario diverso, del quale noi dobbiamo evidentemente per necessità tener conto. Il nostro popolo è sempre stato all'avanguardia nella capacità di intercettare il cambiamento e talvolta di riuscire anche a governarlo, guardate un po', e di questa peculiarità ne siamo stati anche portatori in giro per l'Italia, ne abbiamo fatto un nostro punto di forza. Ecco, avere l'opportunità, grazie, scorrevo poco fa, insomma, davanti, lo vedo adesso per la prima volta, il programma è un programma molto bello, molto nutrito, e ripeto che consente a tutti coloro che avranno la voglia di partecipare a queste giornate di immaginare scenari diversi. Allora, allo stesso tempo è molto, molto utile avere l'opportunità per un territorio con le caratteristiche che citavo prima di riuscire a capire che cosa sta succedendo intorno a noi, in scenari che, come si diceva prima, lo diceva bene il Presidente, stanno cambiando, però anche in degli scenari che evidentemente nel rapporto costante e interdipendente che la nostra regione ha sempre avuto con i paesi a nord della nostra regione, i paesi europei, è ancora più importante per noi essere traduttori per un paese che da un lato guarda allo sviluppo a nord-est. Quindi ecco, il mio è un ringraziamento, perché tale vuole essere, per la bellissima opportunità che ci viene regalata, che viene regalata alla nostra comunità, e insomma, perché no, finalmente riusciamo a, come dire, volare un po' più alto rispetto al solito. Quindi grazie a tutti i partner, e guardate, non è una cosa scontata, perché noi ci vediamo spesso, guardo le persone al tavolo, gli amici al tavolo, però qua c'è l'infrastruttura sociale, economica e culturale della nostra città sicuramente, ma più in generale della nostra regione, quindi è bello essere al tavolo assieme oggi. Grazie. Presidente Morandini, a lei. Grazie, buon pomeriggio. Io velocemente aggiungerei un ulteriore punto di vista all'esposizione che già così ben sottolineava tutti gli aspetti che ha fatto il Presidente da Pozzo. E il punto di vista è su questa iniziativa, alla quale devo dire ci siamo affezionati da subito, Gianni, è un punto di vista che nasce anche dall'esperienza di questi 2 anni, perché io credo che la forza di questo tipo di iniziative sia partire proprio dai dati acquisiti nelle esperienze precedenti. E allora questa iniziativa si è rivelata senz'altro una cosa straordinaria, eccezionale per gli addetti ai lavori. Perfetto, però dobbiamo assolutamente considerare che è un'iniziativa che è fortemente attrattiva anche per un pubblico più ampio. E perché questo? Perché il tema della geopolitica è un tema col quale tutti noi, prima le aziende lo stanno già facendo benissimo, ma anche noi come cittadini dobbiamo accorciare le distanze. Perché diceva bene prima il Presidente da Pozzo, i cambiamenti sono veloci, ma noi dobbiamo guardare alle ricadute. La velocità delle ricadute è aumentata quasi di più dei tanti cambiamenti che ci sono nel quadro geopolitico di riferimento, e quelle ricadute ce li troviamo sui nostri bilanci, siano essi bilanci di azienda
che bilanci familiari. E allora questa iniziativa, che si pone anche come obiettivo quello di trattare questa materia in modo diffuso sul territorio, io glielo ho sempre detto al Presidente, è anche una funzione sociale. Perché attenzione che la geopolitica, dobbiamo entrare in quell'ordine di idee, sta condizionando la nostra quotidianità, da operatori e da cittadini. Quegli effetti che genera sono effetti che ci ritroviamo nelle nostre famiglie. E quindi è la necessità di accorciare le distanze con questa materia qui. Poi, lasciatemi dire una cosa da fondazione, perché altrimenti poi è chiaro che come fondazione noi viviamo di gestione dei patrimoni. Provate voi a immaginare a gestire patrimoni senza avere un attento sguardo alla geopolitica. E già definire attento sguardo alla geopolitica mi sbilancio molto, perché non è mai finita. Perché già riuscire a rimanere informati in tempo reale sui cambiamenti è una corsa nella quale devi essere molto allenato. Però puoi considerare i rischi e nell'analisi di rischio che fai come aziende e anche noi in fondazione, l'analisi di rischio prima era rischio paese, adesso è rischio geopolitico. Perché non è il singolo paese, deve avere la capacità e le informazioni per valutare le interazioni fra i vari paesi. E le scelte che devi fare sono scelte sempre difficili, straordinariamente difficili adesso per definizione, ma l'unico aiuto che puoi avere è quello di avere un numero sufficiente di dati, di riferimenti, di relazioni che ti possano guidare nella tua scelta. E io leggo Open Dialogue, Zanni, soprattutto in questo contesto sì aziendale, ma anche sociale, anche di cittadini. Sì, appunto, i due interlocutori, le imprese, la società civile, i cittadini a cui ci rivolgiamo, si muovono in un contesto costantemente e crescentemente complesso, perché tutti questi avvenimenti sono alla fine interconnessi e creano delle conseguenze pesanti. Professor Caffarelli. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Noi abbiamo raccolto senza esitazioni l'invito del Presidente D'Apozzo, che ringrazio, e senza alcuna esitazione abbiamo offerto non solo il patrocinio, questa è un'iniziativa di grandissimo interesse, di grande spessore, è un'iniziativa che affronta temi di frontiera, di grande attualità. È un'iniziativa che è giunta ormai alla sua terza edizione, quindi ha già, come dire, fatto il rodaggio e si proietta nel futuro come un'iniziativa stabile in questo contesto. È un'iniziativa rivolta ai giovani, questo è estremamente importante, e l'Università di Udine, università nata dal territorio per volontà popolare, non poteva non raccogliere questa sollecitazione, tanto più che il tema è il futuro, e io mi permetto di ricordare che il motto dell'Università di Udine è Hic sunt futura. Abbiamo concesso molto volentieri delle strutture, era il minimo che potevamo fare. Una parte di questa intensa 2 giorni si svolgerà all'interno dell'Università di Udine. Quello che faremo, cercheremo di coinvolgere gli studenti. Questa è un'iniziativa alla quale gli studenti devono guardare con grande interesse, soprattutto alla luce di quello che è il contesto che stiamo vivendo, un contesto in rapidissimo cambiamento. E poi abbiamo messo anche a disposizione delle competenze, è giusto che l'università dia anche un contributo scientifico. Ci è stato chiesto di offrire un contributo in riferimento ad una, secondo me, delle sessioni chiave, che è quella dedicata ai giovani e l'innovazione per la competitività delle imprese. Qui mi consenta, do 2 anticipazioni, perché abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità del professor Angelo Montanari a offrire un contributo. Il professor Montanari, oltre a essere, come viene ricordato, un ordinario di
informatica, è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale. In questo contesto viene soprattutto coinvolto perché è presidente del consiglio scientifico di INEST, e INEST è l'ecosistema dell'innovazione del Nord-Est, un progetto di straordinaria importanza sia sul piano, come dire, delle risorse che dei soggetti coinvolti. È un paradigmatico esempio di come università, aziende e istituzioni possano dialogare in modo proficuo. E tra l'altro il professor Montanari è responsabile dello SPOC 3, che si occupa di creare sostanzialmente, di promuovere innovazione, soprattutto per creare le condizioni per le transizioni verde e digitale nel settore della manifattura avanzata. E poi abbiamo pensato che poteva essere utile, visto che questo è un progetto dedicato anche ai giovani, portare delle testimonianze. Abbiamo individuato 2 giovani imprenditori, degli imprenditori innovatori, dei ragazzi partiti da questo piccolo compendio dell'universo per portare nel mondo quel saper fare, quella laboriosità dei friulani e, perché no, anche l'orgoglio di essersi laureati all'Università di Udine. Io sono convinto che in questo pomeriggio dedicato all'Università di Udine, con l'intervento anche del rettore, di cui vi porto ovviamente il saluto, si potrà anche gettare luce su questo rapporto tra innovazione e giovani che noi stiamo, devo dire, con molte iniziative coltivando e perseguendo con grande determinazione. Grazie davvero ancora Presidente per l'invito. Professore, i giovani appunto sono l'altra classe a cui ci rivolgiamo, perché poi si sente spesso, diciamo, una narrativa anche sui social, nel mondo della comunicazione, direi abbastanza negativa sul futuro dell'Europa e dell'Italia versus le grandi opportunità, i grandi cambiamenti che invece Cina, Stati Uniti e altri player possono cavalcare con più efficacia, ma è giusto e doveroso che diamo un messaggio di dinamismo, proattività verso i giovani che dovranno affrontare il mondo del lavoro e dell'impresa nel prossimo futuro. Assessore Bini, il contributo della Regione è stato sempre fondamentale fin dall'inizio per Open Dialogues, quindi anche quest'anno sarete con noi. Mi auguro anche non solo quest'anno, alla terza ci sarà la quarta, la quinta, ma innanzitutto un saluto al dottor Rampini. Grazie per aver dato la sua disponibilità. Per me è davvero un piacere accogliere questa conferenza stampa. Il forum che voi ormai da 3 anni organizzate è un forum assolutamente significativo. Prima mi sono permesso di dare un'occhiata un po' a quello che è il panel, il programma, e ci sono dei temi d'attualità e di importanza estrema, ma non solo per il Friuli Venezia Giulia, non solo per gli imprenditori, ma insomma io penso di poter dire per l'Italia e per l'Europa intera. Guardate, quando tu parli del mondo che cambia, scenario geopolitico fra 2 guerre e 3 continenti, tema importantissimo, l'Europa e l'Italia di fronte alle sfide della competitività, tema quanto mai importante, e gli approfondimenti saranno sicuramente ascoltati con molta attenzione. Friuli Venezia Giulia si trova, è vero, crocevia d'Europa, ma è maledettamente legato a politiche economiche in primis dell'Europa, che dettano un po' quelle che sono le regole del gioco per il nostro paese, che è un paese, la nostra regione, che è una regione particolarmente votata verso l'export. Germania in primis, secondo paese però non dimentichiamoci è gli Stati Uniti d'America. Italia, Francia, Germania, quali prospettive per le locomotive d'Europa? Ma allora, per chi mi conosce sa, pur essendo un europeista convinto, sono anche particolarmente critico nei confronti delle non politiche industriali che almeno da 30 anni l'Europa non sta mettendo
in piedi. E le conseguenze le vedi, sono sotto gli occhi di tutti, perché l'Europa vive ancora oggi della sindrome della 0, cioè a me viene un po' da sorridere quando dico ma ripresa 0,7, crisi 0,4, ma insomma sempre di 0, trattasi. L'Italia crescita debole, ci mancherebbe altro, non è che viviamo in un mondo parallelo, viviamo all'interno di una scacchiera globale dove l'Europa sta subendo le vere politiche economiche che paesi come gli Stati Uniti d'America, come la Cina, stanno portando avanti. E quello che a me preoccupa, credetemi, è una certa timidezza da parte dei vertici della Comunità Europea nel voler affrontare seriamente temi legati alla competitività del nostro continente e di conseguenza anche del nostro paese. A me fa piacere leggere l'altro rappresentante dell'Unione Europea che dice, proprio oggi mi pare sulla stampa, l'Europa dovrà essere seduta per forza al tavolo della negoziazione per quanto riguarda la crisi in Ucraina. Sì. Forse li faranno sedere, ma non so se al tavolo. Bisogna anche essere realisti. Anatema verso i dazi degli Stati Uniti d'America, ma intanto vediamo cosa accadrà. Gli Stati Uniti d'America stanno facendo una cosa che qualsiasi continente in momenti di riscrittura delle regole del gioco dovrebbe fare. Innanzitutto proteggere quella che è la propria economia, quelle che sono le proprie imprese. Lo sta facendo gli Stati Uniti, lo sta facendo la Cina, e noi cosa stiamo facendo? Stiamo a guardare. E questo è molto, molto, molto pericoloso. Capite? Poi c'è anche un senso di frustrazione. Io sono assessore, una volta si diceva l'industria, adesso le chiamano attività produttiva. E sono un assessore fortunato, siamo una regione fortunata, perché abbiamo dei bilanci molto sani, quindi abbiamo la possibilità di mettere in campo delle risorse significative per le nostre imprese. Ma al di là, l'abbiamo fatta, siamo una delle prime regioni d'Italia a aver adottato, presentato, destinato risorse importanti, parliamo di quasi 8 milioni di euro per l'agenda manifattura 2030. Però, detto questo, la verità qual è? Che tu subisci strategie e scelte che altri fanno o, come nel caso dell'Europa, non fanno. Allora io mi auguro che queste scosse che ci stanno arrivando dagli Stati Uniti in primis, Trump sta portando avanti ciò che aveva detto in campagna elettorale, poi lo vedremo, insomma, come la nostra Premier in maniera intelligente si è rappresentata subito verso il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America, quindi cercheremo di capire da qui ai prossimi mesi cosa accadrà anche in termini. Certo è che per una regione come il Friuli Venezia Giulia, particolarmente votata all'export, dove si parlava di dazi sugli acciai, si parlava di dazi su anche prodotti enogastronomici, questo è un campanello d'allarme importante, rischia di impattare nelle casse delle nostre imprese in maniera significativa. Ora, guardate, quello che noi continueremo a fare come regione è provare un po' ad attrarre questi investimenti. Con il governatore abbiamo già fatto qualche missione negli Stati Uniti d'America. Devo dire in verità, però, da quando abbiamo fatto la missione ad oggi un po' è cambiato, no? Sono cambiati dei governatori, sono cambiati degli equilibri, quindi insomma dovremo anche noi riscrivere probabilmente un po' l'agenda, però per noi è imprescindibile il rapporto con gli Stati Uniti. Indubbiamente con la Germania, sì,
ma per noi Friuli Venezia Giulia, per noi Italia, cioè la Germania locomotiva, Francia locomotiva, ci mette un punto di domanda, perché forse lo è stata, forse lo sono state, ma nel futuro che accadrà? La Francia sta peggio dell'Italia, la Germania pure, e queste erano le locomotive. Allora, se le locomotive oggi sono in così grande difficoltà, che ne sarà degli altri? Quindi, e vado a chiudere perché sicuramente sarà più interessante l'intervento che farà poi il dottor Rampini in chiusura, ma quello che io dico, tra farti i complimenti perché hai avuto e avete avuto una brillante idea, io penso che queste giornate saranno soprattutto nel 2025, soprattutto quest'anno, dense di contenuti e soprattutto, voi avete scritto, il futuro nasce dal dialogo e mi permetto di aggiungere, il futuro nasce dalla conoscenza. Quindi in questi 2 giorni sono certo che molti imprenditori del Friuli Venezia Giulia potranno conoscere cose importanti per il futuro delle proprie attività. Grazie. Adesso coinvolgerei Federico Rampini dagli Stati Uniti. Federico, sai che quando siamo partiti a ragionare sul programma di Open Dialogues alla prima edizione, nel 2023 a marzo, eravamo in un contesto con un conflitto veramente caldo, veramente tipo quello russo-ucraino. Nel 2024, seconda edizione, 2 conflitti, quello russo-ucraino e quello della polveriera medio orientale che si era riacceso a partire dal 7 ottobre precedente. Ora, terza edizione, abbiamo forse 2 scenari davanti a noi. Uno ci porterebbe a cambiare il titolo della prima sessione, cioè scenario geopolitico tra 2 guerre, 3 continenti, potrebbe essere uno scenario che ci conduce invece ad avere 0 conflitti grazie all'attività diplomatica di Donald Trump. L'altro invece potrebbe avere l'effetto opposto, ovvero riscaldare e surriscaldare ulteriormente gli animi, diciamo così, e sprigionare nuovi conflitti tra le grandi e medie potenze intorno al globo. Cosa ne pensi? Sì, ti rispondo subito con una battuta che potremmo anche andare avanti nella escalation che tu hai appena raccontato, terza edizione, 3 conflitti se aggiungiamo la guerra commerciale. E fra l'altro questa conferenza stampa odierna capita in un momento particolarmente fortunato, tra virgolette, perché fra meno di 4 ore probabilmente Trump dovrebbe annunciare nuovi dazi, quelli che lui definisce i dazi della reciprocità, e questa volta ci si aspetta che tocchi anche all'Unione Europea. Comunque, intanto voglio ringraziare il Presidente D'Apozzo per aver avuto questa splendida idea 3 anni fa, e avere continuato a sostenerla con tenacia. E nella sua introduzione, peraltro, il Presidente D'Apozzo ha dato un inquadramento già molto completo della terza iniziativa. Sono anche molto riconoscente di tutte le istituzioni che ci sostengono, ci sorreggono con entusiasmo, compreso il ruolo dell'università, ed è importante perché appunto le audience a cui noi ci rivolgiamo fin dall'inizio sono tante, c'è anche un'audience nazionale però e internazionale, europea, vista la qualità dei partecipanti ai panel, però avevamo sempre dato un'attenzione particolare al mondo delle istituzioni locali, al mondo delle imprese del Friuli Venezia Giulia e ai giovani, e quindi il fatto che l'università sia così coinvolta è importante. Sarò breve perché avete già toccato tutti i temi di questa terza edizione. È ovvia l'attenzione enorme nei confronti degli Stati Uniti e quindi cercheremo di investire ancora di più, diciamo, nella intelligence, chiamiamola proprio così, intelligence geopolitica, geoeconomica, strategica, perché c'è un grande bisogno di avere strumenti di interpretazione di un mondo che cambia così velocemente, a cominciare da un'America che cambia così velocemente. Il ciclone Trump
sta producendo già le prime novità nel campo che tu hai ricordato, Filippo, dei due conflitti. Sappiamo che c'è stata la prima lunga telefonata fra Trump e Putin, e chissà, magari quando ci vedremo ai primi di marzo a Udine potrebbe esserci addirittura già stato il loro primo vertice bilaterale di persona, pare in Arabia Saudita, forse, ancora non c'è nessuna certezza su quella data. Ci sono state anche delle novità in Medio Oriente per quanto riguarda Gaza. Per quanto riguarda il tema economico, l'interesse delle imprese del Friuli Venezia Giulia, delle imprese italiane, delle imprese europee, per tutto ciò che accade nella sfera commerciale con i dazi è giustamente enorme, interesse, ma direi anche ansia, paura, e quindi bisogna cercare di dare al mondo delle imprese degli strumenti di valutazione di quello che sta accadendo, di quello che accadrà, delle conseguenze reali, senza scivolare verso la sindrome del panico, diciamo, tenendo i nervi saldi, gli occhi bene aperti, lucidità e capacità di approfondimento. Un'altra fortuna, sempre se vogliamo mettere questo termine tra virgolette, del calendario è che il nostro terzo forum ai primi di marzo si terrà poco dopo le elezioni tedesche, e avete tutti ricordato il grande problema Germania, perché è una ex locomotiva che non fa più la locomotiva, anzi è diventato il malato d'Europa, e capire se con la nuova compagine governativa, probabilmente si dice, stando alle previsioni di oggi, guidata da un cristiano democratico, Merz, se ci sarà l'inizio di una nuova progettualità tedesca, insomma, la formulazione di una via d'uscita dalla crisi che attanaglia la Germania da tempo. Quindi abbiamo tanta carne al fuoco, capire se la politica estera di Trump è in grado di sbloccare almeno qualcuno dei conflitti in corso, se c'è qualcosa di sostanzialmente nuovo che accade verso una tregua in Ucraina, quale sarà l'assetto geopolitico futuro del Medio Oriente, con tutto quello che significa anche per la stabilità e la sicurezza del mare Mediterraneo e dei traffici verso l'Italia, il rapporto tra l'Italia e la sponda sud del Mediterraneo. Infine tutta la grande partita commerciale, che cosa l'Europa può fare per limitare i danni. Sono temi veramente di una intensità enorme. E poi abbiamo questo tema tedesco che sarà proprio caldissimo, perché io credo che ai primi di marzo forse non avremo neppure un nuovo governo tedesco, ma saremo nel vivo della formazione di questo nuovo governo, una nuova coalizione. Ci sarà tanto da raccontare anche sulla Germania. Vi ringrazio davvero per il sostegno, la collaborazione, questo spirito di cooperazione che fa di Udine il centro del mondo quando ai primi di marzo ci ritroviamo per questo forum, e spero che sarà davvero utile anche per le vostre istituzioni, che ho incontrato qui quando ci siamo visti al gala della NIAF a Washington. Questo è stato solo l'incontro più recente fra tanti incontri, ma anche che sia utile per le vostre imprese e per i vostri giovani. Andiamo a brevissimo a Udine. 2 parole prima di concludere sul programma. La cosa importante da dire è sottolineare che da partire da oggi sono aperte le iscrizioni sul sito opendialogues.eu, quindi sarà possibile registrarsi e partecipare ai lavori. La natura del programma è, come nelle 2 precedenti edizioni, modulare, quindi i partecipanti potranno scegliere quali moduli seguire del programma. Noi l'abbiamo suddiviso, come negli anni scorsi, in 4 grandi filoni. Giovedì mattina parleremo dello scenario geopolitico globale, passeremo poi nel pomeriggio a parlare dello scenario geoeconomico, quindi non solo
la competitività dell'Italia e dell'Europa in questo contesto, ma anche un'analisi più puntuale sul ruolo di Italia, Francia e Germania come trinomio della crescita, vogliamo chiamarlo così, non credo che ci sia più il caso, però comunque sono le tre più grandi democrazie europee che hanno comunque qualcosa da dire in questo contesto di difficoltà. Mentre venerdì parleremo sempre anzi guidati direi proprio dall'analisi di Federico principalmente, dei rapporti transatlantici, quindi non soltanto i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti dal punto di vista politico, economico sotto l'amministrazione Trump, ma anche dell'Europa intera con gli Stati Uniti. Quindi la presidenza Trump cosa comporta per l'Europa in termini di relazioni commerciali, dazi, politica anche di difesa, perché l'abbiamo menzionata poco in questa conferenza stampa, ma chiaramente si prevede che i paesi europei dovranno spendere sempre più in difesa, rinunciando diciamo al benefit dell'ombrello americano, quantomeno così come era stato considerato e interpretato fino ad oggi. Concluderemo passando la mattinata insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia per parlare dei rapporti economici e gli interessi economici e commerciali della regione negli Stati Uniti e verso gli Stati Uniti, come chiaramente e ben diceva l'assessore Bini prima, per poi finire il forum con una sessione ospitata dall'Università di Udine che parla di giovani, innovazione e di competitività delle imprese, perché chiaramente i giovani che saranno coloro che vivranno in un contesto tendenzialmente sempre più incerto dal punto di vista geopolitico e geoeconomico, dovranno poi fare i conti con delle scelte anche imprenditoriali difficili e impegnative da questo punto di vista. Detto ciò, chiuderei la conferenza stampa. Non so, Presidente, se vuoi aggiungere qualche parola finale, altrimenti direi che ci vediamo il 6 e 7 marzo. Tutti.